Nuova puntata del Sirpod con Elia Pudu, finalmente dall'altra parte della barricata. Toccava. Allora, io questa scena l'ho già vista, l'ho già sentita, dove nella puntata che abbiamo registrato e che non ha voluto pubblicare questo ragazzo. Fantasma. Come mai non hai voluto? Era un periodo di sconfitta, non si poteva. Un perfezionista. Sì. Eravamo stati eliminati, non mi sembrava il caso di non era il momento. Questa puntata la vogliamo vedere. Sì, a me, questa esce. Sì, obbligato per contratto, non ne puoi uscire. Dei clip dell'altro a momenti, ma sembra di vedere doppio. Allora, Elia, dunque, sei l'ultimo rappresentante della famiglia Pudu che andiamo a intervistare, finalmente, così completiamo questo quadro. Come ci si sente essere un rappresentante della mafia Pudu, che è il Pargolo? Sì, l'ultimo dei Pudu. Diciamo che siamo abbastanza rilevanti in questa società, abbastanza presenti da un po' da sempre, da 20 anni a questa parte. Siamo arrivati a Nuoro nel 2003 e da allora non ci siamo mai staccati, chi come giocatore, chi come allenatore, allenatrice, chi come preparatrice. Cerchiamo Chi di come essere socia. chi socia, tutto, anche mia mamma tiriamo dentro, dobbiamo fare chi fare panini, facciamo tutto, cerchiamo di essere più presenti per il bene di questa città e di questa società. Sembriamo Batman. Marco Bassanello, non te la voglio togliere questo titolo, sei ancora tu Batman. Salutiamo Marco, che Ciao quest'anno Marco. ci sta mancando nella squadra. Vabbè, è un capitolo che non Non toccheremo in possiamo questa parlare, puntata, non apriremo in questa puntata. Se non ce la bannano. Sì. Lasciamo questa scelta alla Federazione Italiana Pallacanestro. Grazie, sempre ringraziamo. Sempre saluto anche a Sempre voi. sia lodato. Allora Eli, raccontaci un po', quindi questo percorso da giocatore. Non ti chiedo la solita, ti risparmio No, questa cosa, no. come ti sei avvicinato alla palestra, ti chiedo invece... Abbastanza ovvio. Ti chiedo invece la differenza che stai riscontrando tra questo campionato di Serie C che ti sta vedendo appunto protagonista e le esperienze precedenti che hai fatto. Beh sì, diciamo che è molto diverso. Eh. Sicuramente la cosa principale è che è molto diverso, è molto stimolante, molto bello, ma è quello che volevamo effettivamente. Io mi ricordo ancora bene, l'anno scorso messaggiavo con un amico che è stato presente, ma ancora non si può dire al podcast, e io gli dicevo che volevo di più quando siamo stati eliminati, perché ho fatto qua non si va avanti, così non si va avanti, bisogna trovare un'alternativa e grazie a Dio l'alternativa è arrivata grazie a Marco, grazie a Sergio, grazie a Marco Bassanello, a Riccardo Burrai, a Giuseppe Goddi, a Antonio Rivieste, tutte quelle persone che si sono sbattute per fare in modo che la Serie C fosse una realtà a Nuoro. Grazie a tanti innesti come Andres Mariani, David Radakovic, Sofo, Marco Dama, Matteo Carone, tanti ragazzi che ci stanno dando una mano a coltivare questo nostro sogno, che a volte a me fa ridere perché Antonio Sidda a loro cerca di fargli capire dovete dare per la maglia. A molte persone questa cosa non è una cosa scontata perché... Lui, come me, come tanti altri, è cresciuto, è diventato grande con la pallacanestro Nuoro e quindi è un legame che si è creato nel diverso, tempo. E quando fai il professionista, fai il semiprofessionista come questi ragazzi, come vorremmo fare e vorrebbero fare tutti i ragazzi, io glielo dico sempre, fanno il lavoro, per quanto Sofo mi dice non è un lavoro, per me è il lavoro più bello del mondo. Non è così facile creare questi legami anche perché fa male, tra virgolette, perché se poi te ne vai cosa succede? Cioè, fa male emotivamente. Quindi cerchiamo di fargli capire tramite queste attività, tramite i nostri ragazzi, tramite l'affetto del nostro pubblico cosa vuol dire essere un Sirbones, fargli sentire che
il bianco-rosso è molto romantico, molto stupido, ma ci scorre tra le Però tra le io vene. pian piano vedo che la situazione sta entrando un po' Sì, no, stiamo facendo passi da gigante, capiamo come aiutarci, capiamo cosa uno preferisce fare, cosa uno non gli piace fare, perché Stiamo imparando a conoscerci. Sì, è molto facile, ma ne parlavo mi sembra con Matteo da poco, con Antonio Gobbi. Gli facevo, tu sai cosa piace fare a me, cosa piace fare a lui, cioè tu impara a riapportarli al gioco queste Sì, cose. sì. Cioè se stai giocando, io faccio sempre la battuta, se sto giocando con Sofo in coppia di lunghi, io non ci vado neanche a rimbalzo, tanto prendo ogni cosa che capita in aria. Io sto già correndo, magari me la lancia pure e faccio 2 punti rubati. Se sto giocando con Rada invece tengo sempre gli occhi aperti perché Baby Jokic me la passa da qualsiasi angolo, ogni tanto se sbaglia chiede pure scusa a lui, io manco avevo visto il passaggio. No, è un'annata molto divertente. Ci tengo a sottolineare quanto mi dispiace non poter giocare con Andrea Falchi e Marco Bassanello, ma è una parentesi che affronteremo in altra sede. Sì, speriamo di una parentesi che si risolva prima o giusto, poi. È giusto ricordarli, però. Anche perché si impegnano come gli altri in palestra una volta alla settimana, sempre presenti. e non vederli in campo per scelte terze un po' fa rabbia, anche perché sono Un po' ragazzi molta cresciuti rabbia, con dai, è noi e brutto. non nascondiamo il fatto che vedere un giocatore non formato italiano che ha sempre giocato con noi, a me personalmente un po'. Sì, una decisione che non fa condividiamo. Penso che Giusto, si un possa politica dire. correct, abbiamo bisogno di questo. Non facciamo noi le regole, ci adeguiamo, però non è corretto. Per quanto mi riguarda, un ragazzo che è italiano, che ha sempre lavorato in tutte le sezioni giovanili in Italia, non è corretto che poi non giochi perché non formato italiano. Comunque, Sì, assolutamente. questo non è un discorso che dobbiamo affrontare in questo No, momento. però è anche giusto che manifestiamo un dissenso. Sì, no, anche perché molte persone comunque chiedono, no, ma come me non gioca? appunto. Perché non è italiano. Dai, chiudiamo questo discorso che è meglio. Sì. No, per il resto ho la grande fortuna di essere allenato da mio fratello, oh mio Dio, la gente pensa a Cozzato. No, fa un ottimo lavoro, lui è l'allenatore, io sono un giocatore, così come è sempre stato con mia sorella, che è mia preparatrice da 5 anni forse, abbiamo un rapporto, le preparatrici, io giocatore. Ogni tanto mi dice che rompi le scatole, però sì, no, lei vabbè, ora praticamente prendiamo rompi le a box. scatole alla preparatrice, l'allenatore non ti fa entrare in campo. Sì, Bellissima sta roba. no. Grazie a Dio è una persona molto professionale, entrambe, e riusciamo a convivere benissimo in una realtà come questa. Io ho fatto i complimenti a Davide perché in realtà sta facendo un ottimo lavoro nell'allenare una squadra che non è facile da allenare, perché comunque è una squadra assemblata di corsa, chiaramente, con 2 dinamiche completamente diverse, perché ci sono, come hai detto tu giustamente, dei professionisti o semiprofessionisti che arrivano da fuori, quindi hanno una mentalità e un approccio alla pallacanestro che è diverso da tutti invece gli altri ragazzi che sono cresciuti insieme con delle dinamiche diverse, eccetera. Assemblare questi 2 gruppi all'interno della stessa squadra non è semplice, facile, non è non è scontato, semplice, non è bisogna scontato. un obiettivo. Stiamo Un buon risultato. stiamo facendo un grande campionato e quindi grande merito cioè Davide secondo me sta facendo un lavoro fantastico. Sì, come lui, anche Gigi, Vincenzo, Franco, Franco, un po' tutto Kenji, lo staff, tutti lo tutto staff, voi dirigenza siete sempre al nostro fianco. Anche la non- dirigenza comunque è a È supporto. giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, diciamo. Siamo molto contenti e speriamo che con l'anno nuovo le cose vadano solo meglio. Mi sembra assurdo perché a ripensare all'altra registrazione, se mi dicessero dove siamo arrivati, È bello, sarebbe bello. mettere a Che peccato che parallelo. l'altra puntata non la Esatto. Ma è possiamo. chiaro, non la puntata fantasma versus puntata di l'audio di questa nella puntata vecchia. Bellissimo. No, non la vedrete mai, mi dispiace. No, La puntata censurata, a meno che non mettiate 10.000 Esatto. 10.000 like, sveliamo la Sì, puntata. sì. Vabbè, là possiamo la anche faccio farvi uscire. vedere la Non me frega niente. Diamogli- Là se mettono soldi. Diamogli un'anteprima a fianco solamente sull'audio. Solo i commenti, esatto. va bene. Per arrivare a fine puntata escono le Lo pillole. scritto mi sembra una decisione suicida.
Fantastico. Vabbè, no, invece il rapporto con questi ragazzi invece straordinari che sono arrivati dall'esterno, come ti hanno stimolato a dare di più? Come, Sì, assolutamente. Visto che ci avete creato poi un rapporto, io ho visto Sì, gli ultimi sì. allenamenti, è uno spettacolo proprio vedervi anche Sì, giocare, sì, scherzare, è è figo. molto divertente giocare, ma perché trovi personalità completamente, come le trovi ovunque, personalità molto diverse, ma è divertente rapportarsi con ognuno di loro, ma anche banalmente Pasquale e Antonio. Eh, Pasquale lo conosco da quando è bambino, anche Antonio, mm, però Antonio Goddi, mhm. però non avevo mai avuto l'opportunità di Di giocare giocarci in queste insieme. situazioni, poter giocare, capirci, scherzare, litigare, perché è giusto, anche l'ultima partita a Pasquale ho preso a voci, poi abbiamo finito a baciarci, però è sempre molto bello ridere con Sof, fare le battute con Rada, a me fa davvero morire da ridere, la gente lo vede serio, silenzioso, Rada è un e nei personaggio. momenti in cui un giorno stavano discutendo tutti i giocatori, eravamo vicino vicino perché ci stavamo marcando a vicenda e mi faceva, ma dobbiamo avvicinarci? Io, no, no, stiamo qua, chiacchieriamo un po' io e te, facciamo quello che ci pare qua. No, è una persona veramente buffa, Però se io veramente... ripenso alla prima settimana, alle prime 2 settimane, Beh, è stato impegnativo, mettere è stato insieme impegnativo, tanti eh. gruppi È diversi, stato comunque impegnativo. con Ma abitudini con, diverse, è stato... in Sì. Io ho realtà pensato, molto ma diverso. veramente dobbiamo andare avanti? Ci sono dei Sì, Però pian momenti. piano, duro lavoro. però stiamo andando tutti verso la direzione giusta, secondo me. Ma secondo Quindi, me ci stiamo togliendo belle gratificazioni. certo, ma non scherziamo, guardiamo anche in faccia alla realtà e ogni tanto bisogna vedere da dove veniamo e capire il Certo. lavoro che stiamo facendo, che non è Certo. scontato. Non è No, no, scontato, assolutamente, no, assolutamente. assolutamente. Eh, Andres mi dicevi uno dei giocatori più forti con i quali Sì, no, è hai... incredibile. Sì, lui insieme a pochi altri, cioè no, pochi altri no, però ho giocato con tanti giocatori forti, forse non quanto lui, quindi Andres, prenditi questo peso, se stai guardando c'hai la corona, bravo. Ma perché io non ho avuto la fortuna di giocare con Ryan Niss, Eh, un ragazzo statunitense che è venuto per mezza stagione a Nuoro. Solo Dio sa come è riuscito ad arrivare a Nuoro questo ragazzo di un talento incommensurabile, un talento tecnico, fisico, tattico, di tutto. Poi tornando ai comuni mortali, ho avuto la fortuna di giocare. Io Sergio non lo dico perché era già vecchio quando ci giocava, mi dicono che era forte, io poco ci Vabbè, credo. qualche anno l'abbiamo fatto anche insieme. Ah, Vabbè. beh, dai, Che ero già diciamo, vecchietto, però. gli piaceva tirare, difendere poco altro. No, però fortuna di giocare con un talento fisico come Andrea Sizia, che farebbe molto bene a venirci a parlare delle sue belle storie. Enrico Mereu, che magari un giorno intervisteremo, che magari non aveva il talento tecnico, ma aveva un grande talento fisico e tattico. Altre persone, Marco Bassanello, con cui abbiamo portato avanti la carriola, la baracca, perché non di altro si parlava negli ultimi anni, con cui abbiamo diviso gioie E dolori. e meno Anche dolori, gioie. anche Diciamo dolori, anche che dolori. questa cosa di abbracciarci piangendo a fine anno stava diventando un po' ripetitivo. Abbiamo dovuto cambiare strada, sì, che abbiamo sfiorato per 2 minuti un titolo che per quanto fosse in promozione per noi valeva quanto, cioè avremmo dato l'anima pur di vincere grazie a, ecco un'altra persona da nominare, Francisco Avila. Anche Francisco è Che è stato uno dei giocatori con cui ho avuto più piacere stato a Nuoro, perché poi giocare. comunque gioca ancora, Sì, gioca ad sì, gioca ad Arzacchene. Arzachena in Serie D, con cui abbiamo diviso il campo per una stagione, ma è rimasto un rapporto fraterno. Io lo sento tutte le volte che vado a Olbia, lui tutte le volte che viene a Nuoro. Difficile separare ormai È questo entrato un legame po' che nella si famiglia è... Serbone, se Sì, no sì, no, è uno di quelli lui... che proprio ne fa parte Ogni alla volta che grande. è qua sente Giuseppe, tutti i ragazzi ancora lo amano perché sono passati 3 anni, alla fine sembra ancora ieri.
È un bellissimo ricordo in cui se continuo un po' mi emoziona perché se ripensa a quella sera a Ozieri un po' fa ancora male, La diciamo. Final Four. La Final Four a Ozieri è stato bellissimo, una semifinale molto intensa, una finale ancora più intensa con più di 100 ragazzi Venuti al nostro a noi, seguito, sì. noi che non ci credevamo. Però quando è salita la palla noi abbiamo giocato. Lo sport è anche questo. Sì. Condividere gioie. È stata un'emozione importante. Alla grande. Dai, stemperiamo queste emozioni. Parliamo un po' di tornei, di 3 contro 3. Tu sei tra gli organizzatori appunto del Sono Silbank. sempre in vendita. Allora, non abbiamo fatto il momento cimelio, ma in realtà abbiamo qui... Non è un cimelio. No, questa non è un cimelio, ma è una jersey. una nuova chicca che stiamo pensando di proporvi. Quindi fateci sapere se vi È stato piace un questa regalo, college grazie style. Sara. Fateci sapere se piacerà, Se se potrebbe dobbiamo interessare. metterla Sì. nell'e-commerce. Sì. Figa, a me piace molto questa Sì. la Giaga College. Tra l'altro Poi riprende un po' uno stile che avevamo già noi, un Sì, pochino più veramente moderno, più chiaro, carino, però sempre quei un pochino bottoni vintage, bianchi, un pochino da college, però è figa, a me vecchie piace, mi leve piace un potranno sacco. ricordare. Sì. bello. Sto pensando di rubartela, non Beh. ti faccio uscire da qua sempre. Vabbè. Tanto non ci vediamo, no? Parlando di 3 contro 3, sì, siamo ormai arrivati alla 6ª edizione del Silbank, 3 estive e 3 invernali, la 6ª finita qualche giorno fa. Una vera avventura, un'avventura nata, come aveva raccontato, ora non ricordo se Sara o Marco, perché uno dei fondatori insieme a me è nata dietro a 3 birre, semplicemente. un po' per scherzo, È stata come nata tutto. da una battuta fatta tipo: mi sarebbe bello fare un torneo fatto bene da noi, cioè, tanto quanto ci vorrà organizzare Certo. un torneo? Sara ha detto la fatidica frase: in realtà a me in società hanno chiesto se organizzavamo un torneo. Quante persone bisogna essere per organizzare un torneo? Eravamo in 5 persone, io, Kench, Sara, Basa e Maria Ducarta, che speriamo sempre di riavere con noi perché è un elemento fondamentale, lo è stato negli anni. Dobbiamo intervistarlo, comunque, invitiamolo. Sì, molto interessante anche Marieddu. E abbiamo fondato il Silbank, un torneo a premium con 1.000 euro in palio, quest'estate addirittura 2.000 euro in palio per il torneo maschile, in cui questa cosa ha sollecitato diversi giocatori, tra cui giocatori di Serie B interregionale come Ezio Galizzi, Ceperano, Acunzo, Borghero, tanti bei giocatori che quando è arrivata la finale la gente invece che stare alla birra ha fatto: "Oh, qua Andiamo a vedere un po' di qua basket." stiamo giocando". Ovviamente il merito non è solo nostro, perché quest'estate siamo riusciti a fare il torneo in pubblica piazza, ai giardini, grazie anche alla società, all'associazione Adesso Basta, di cui Giovanni Pinter e mio fratello fanno più o meno a capo, diciamo. E ci hanno dato, noi abbiamo dato una grossa mano a loro e loro hanno dato una grossa mano a noi, ci siamo aiutati per creare un evento importante per la città, perché io continuo a dire sempre solo che bisogna creare per questa città. Io credo fermamente in questa città, so che ha un potenziale enorme e che se tutti facciamo una piccola parte può dare tanto. Se tutti facciamo un passo può crescere ancora di più, invece che nasconderci dietro un dito e dire non c'è niente. Se creiamo noi, se tutti creano una cosa, se tutti danno una mano a una cosa, questa città può dare tanto. Può dare tantissimo, sì. Lo dico Anche perché perché a poi me ha dato tanto. No, ma anche perché poi risponde benissimo a tutti questi tipi di iniziative, quindi vuol dire che in Nuoresi in sé vuole questo genere di iniziative, di manifestazioni, di tornei. Ce ne rendiamo subito conto, da
da come vengono le persone, da come sono presenti, non manca mai nessuno a tutte le edizioni, ma anche uno che non ha mai giocato fa, oh mio Dio, là c'è qualcosa, andiamo a vedere, là c'è musica, andiamo a vedere. Un po' di musica, un po' di sport, un po'... Interessa sempre, noi siamo sempre pronti a accettare ogni cosa, noi come Pallacanestro Nuoro, noi come Silbank, noi come NPO, perché mi ci vedo un po' all'interno anch'io. Siamo sempre tutti pronti a accettare ogni iniziativa a Nuoro. E se volete creare, continuate a creare. Se state già creando, continuate a creare. Fateci sapere. Noi vi diamo una mano, fate uno squillo, noi vi diamo una mano. Che sia una manodopera, che sia altro, noi ci siamo. Sì. No, stavo pensando a questo fatto qua, che basti vedere anche come ha risposto alle prime la palestra. La palestra del CONI, io questo non la vedevo così piena, ma anche con entusiasmo I tamburi, le trombette, questo è bello, nel senso... I ragazzi presi benissimo, i nostri tesserati non vedono l'ora, i genitori pure. Comunque i genitori dei nostri tesserati non sono giocatori, arrivano da altri sport, eppure non vedono l'ora di venire alla partita, ti fermano la partita e ti chiedono: ma quindi giochiamo in casa? No, ma perché non giochiamo in casa? Cioè, è bello, perché comunque c'è molto entusiasmo da parte di tutta Nuoro. Esatto. Quindi vuol dire che è un qualcosa che sta funzionando, allora in Nuoro si risponde bene, dobbiamo proporci ancora di più. Assolutamente. C'è anche un po' nominare i ragazzi di Cronache Nuoresi, no? Che ci stanno seguendo bene con degli articoli. Una grande mano il nostro caro amico Matteo Binu, che gli faccio un grosso saluto perché diventerà una grande penna. Lui mi piace da morire come scrive, ci fa dei bellissimi articoli, dei bellissimi riassunti delle partite. Ci mette in vista in una città in cui il basket sia apprezzato, ma non quanto il calcio. Magari ci sono persone che non l'hanno mai praticato, quindi fanno difficoltà, però grazie a queste ed altre iniziative sta iniziando a ripopolarsi anche di persone esterne alla Pallacanestro Nuoro e il CONI, e questa è la più grande soddisfazione che possiamo avere. Assolutamente, c'è bisogno dei media che diano un po' di supporto. C'è stata Radio Nuoro Centrale che ha dedicato alcuni spazi anche a Riccardo, anche a Davide è andato, sì. Coach Davide, Comunque parlare dello sport, inserire all'interno non solamente il calcio ma anche la pallacanestro. È segno di grande apertura, di modernità in senso corretto, in senso positivo. Comunque facciamo il campionato maggiore a livello regionale, così come mi piace le amiche della pallamano fanno il campionato maggiore, giocano comunque in Serie A. È giusto valorizzare tutte le realtà. Tutte le realtà nuoresi hanno bisogno di più e noi possiamo dare di più. E dandoci una mano, darci una mano è la cosa migliore. Non farci sgarbi o dire voi avete copiato questo, noi dobbiamo fare quello. Anche perché quello poi non ti porta uniti e fare le cose insieme. Creare delle polemiche futili non ti aiuta di sicuro a migliorare né un lato sportivo né un lato dal punto di vista del pubblico, no? Quindi bisogna senz'altro darci una mano, lavorare insieme, perché comunque a prescindere che sia pallacanestro, pallamano, calcio, atletica, ok, stiamo parlando di sport, stiamo parlando di Nuoro, quindi questa è la parte importante. Anche l'atto iniziativa magari sui tornei estivi, anche cercare magari di fare una collaborazione per non fare solamente un torneo di pallacanestro potrebbe essere importante e fare affluire. È stato molto bello i ragazzi perché a me piace dare merito poi, perché se uno fa una cosa bella è giusto dirlo. I ragazzi delle Serde Olimpiadi sono 2 anni che fanno un evento lungo tutto giugno dove presentano tutti gli sport. A noi ci avevano chiamato per il basket, ma in realtà io lotto per il contrario, cioè io che faccio basket io voglio fare pallavolo, voglio fare corsa, voglio fare calcio, io voglio fare il resto, voglio provare tutti gli sport. L'iniziativa poi vuole essere quella, devi fare far approcciare più in realtà. Esatto, fare la bici, è stata veramente una bella iniziativa che io sono presente dal primo giorno perché era facile trovare uno che volesse giocare a basket, mi hanno detto tieni la palla, vai e gioca. Sono andato, però poi mi sono accorto che c'era la pallavolo, c'era la pallamano, c'era tante belle realtà, che è stato divertentissimo
Dobbiamo creare più cose del genere. Sì, assolutamente, 100%. Scusa, visto che ti occupi di comunicazione, ci occupiamo di comunicazione anche occupiamo. insieme. Sì. Qual è delle considerazioni da quel punto di vista legate a ciò che stiamo facendo, cioè dare una chiave di lettura anche su come stiamo gestendo le pagine piuttosto che facendo... Ma la nostra è bellissima. No, quello che cerchiamo più che altro, la visione che c'è dietro, insomma, no? Anche sì, quello che... no, bisogna far capire un po' qual è il nostro obiettivo, ovvero attraverso il bello, attraverso il virale, noi vogliamo diffondere un messaggio che lo sport è salute, lo sport è sano, guardate cosa possono fare i ragazzi, guardate come puoi riempire la tua giornata, guardate come crescono bene i nostri ragazzi, perché io sono qua seduto se a 25 anni potrei essere in giro a bermi una cosa, perché la passione per il basket mi ha portato a dedicare del tempo in modo sano a una cosa positiva, a mio avviso. E dal mio punto di vista i social servono a questo. Inconsciamente tu vai a percepire questa cosa come una cosa buona che vuoi fare. Quindi il video fatto carino, grazie alla mia fidanzata che mi aiuta con i video, della Serie C, come mi è capitato per altre squadre, portano il ragazzo a capire che io voglio arrivare là, vedere il game day della prime squadre, Serie C, Serie B femminile, devono portare il ragazzo o la ragazza a fare, io voglio essere in copertina, ma non nelle categorie che magari sono oro, magari sono under, magari sono minima. Penso che quello non deve essere un traguardo, non deve essere una cosa da raggiungere ora, deve essere una sticella da mettere sempre più in alto per raggiungere nel futuro. Cioè, io voglio diventare parte di questa cosa e per diventare parte di questa cosa Mi devo impegnare, mi devo darci devo dentro. spaccarmi, Certo, sì. quindi non deve essere una cosa da vedere come negativa, deve essere un plus a tutte le cose. Quindi è questo che vogliamo, cerchiamo di fare con i social, far capire quanto bene si può fare con un singolo gesto o con tanti gesti. Esatto. L'altro aspetto sulla quale secondo me dobbiamo sensibilizzare è il non andare a guardare, cioè non fare delle considerazioni del tipo ma avete messo quello perché non c'era quell'altro, la foto di quello ragazzi, cioè diventa se no una cosa impossibile, capito? Nel senso, cioè noi cerchiamo di fare il lavoro migliore possibile con quello che c'è e si cerca chiaramente di fare una rotazione e non c'è mai la stessa persona, però, capito? Bisogna uscire dalla logica del non mi stanno mettendo, non vogliono mettere mio figlio, non Insomma, interessa, anche perché poi perde la cosa che abbiamo appena detto, cioè, se andassimo a funzionare in quel modo lì va a cadere tutto quello che hai detto tu, insomma, da poco fa, quindi non penso che abbia grosso senso. Sì, assolutamente, però secondo me è sempre importante ricordare, insomma, da questo punto di vista, perché aiuta. Bene, di cosa vogliamo parlare? Hai qualcosa da dire? Io sto zitto perché mi sta mordendo la lingua da un quarto d'ora. No, ci tenevi a dire qualcosa di particolare che ci stiamo dimenticando, che stiamo tralasciando. No, vorrei solo ringraziare voi, come vorrei ringraziare i miei compagni, quelli presenti e quelli passati, per avermi permesso di arrivare e di crescere ancora in quello che faccio come persona. Se penso davvero alle urla con Sergio per crearne uno, perché io mi ricevo un episodio in mente qua che se lo potessi trasferire sarebbe davvero chiaro, di una volta di Sergio che mi ha preso da parte e mi spiegava la vita praticamente, perché a 18 anni pensavo di essere pronto a sconfiggere il mondo. Ero pronto a prendermi il mondo, invece Sergio mi ha detto calmati, cerca di capire un po' come ci si rapporta con le persone, perché ho questo mio piccolo problema che ho dovuto limare molto degli spigoli da quando ero un po' più piccolo, anche ora abbia 1000 anni, però un carattere un po' più rude ora si è addolcito un po', cercando di dare un consiglio in più, cercando di alzare la voce nel momento giusto e stare zitto
lo stesso nel momento giusto. Mia sorella non penso sia della mia stessa avviso, però spero che le altre persone stiano percependo questa differenza. Per me è evidentissimo. Per me che ti conosco anche di così è evidentissimo. Sì, no. Ora Ma tra l'altro anche motivo di orgoglio, devo essere sincero. Sì, ma infatti stavo parlando di persone come Sergio, come Bobo Rebecco, lo stesso che mi ha sempre dato una mano. Io mi ricordo, a 18 anni è stato un turning point in cui una volta io ho fatto, Bobo, sediamoci e parliamo di studi, di lavoro, perché io devo capire cosa fare nella vita, e lui mi ha dato una grossa mano, così come Branch, che invece bellissimo, perché indirettamente, mentre Sergio e Bobo erano persone molto vocali con me, Branch mi faceva no, tranquillo, mi faceva percepire una calma che poi ho acquisito col tempo, che era sempre legato a io che arrivavo agli allenamenti, davo il massimo e mi arrabbiavo per questo, invece che viverla in modo felice la vivevo in modo tossico, cosa che ormai non succede quasi più. Percepivo questa cosa come negativa e facevo, perché gli altri non fanno conto a me, perché questo? Branch mi faceva, stai sereno che è solo basket, e effettivamente è quello. Branch è il maestro, è stato come prendere finalmente aria, perché la vivevo in modo sempre teso, e nel momento in cui ti rendi conto che stiamo venendo qua a divertirci, ma probabilmente rende anche di più. Esatto. Sì, esatto, che non è il messaggio fregatene, non ti impegnare, non è quello, capito? È proprio, anzi, ti stai già impegnando, stai sereno, perché continua a farlo, però vivila semplicemente meglio. È stato bello anche magari perdere, sbagliare, però aver dato tutto. Io ci sono arrivate situazioni in cui ho fatto, perché mi è capitato di disperarmi dopo sconfitte, ma anche di sconfitte dove uscire col sorriso e stringere la mano e fare bella, è stato divertente, io ho dato tutto, tu hai dato il tutto, eri più bravo, ma ti aiuta a capire anche come funziona la vita. Se trovi uno più bravo, non è che devi vivere pensano no, lui è più bravo, anche capire dove sbagli, ti aiuta quella a capire, colmare quel gap lì di anno in anno, devi vivere l'agonismo, l'intensità in modo positivo. Se vivi tutta la vita in allarme non puoi crescere, non puoi andare avanti. Esatto, e infatti è bellissimo come proprio lo sport come metafora della vita, anche della vita, che ne so, della vita lavorativa, eccetera. No? È un approccio di questo tipo che è competitivo, nel quale tu cerchi di vincere, ma nel quale allo stesso tempo tieni conto che potresti non vincere, e che finché tu hai dato il massimo va bene così, non è nulla da recriminare, se apposta la vivi bene. Nel momento in cui fai quello switch, puoi solo capire dove hai sbagliato e migliorare quell'aspetto lì e continuare a impegnarti in quel modo lì. Basta. Esatto. Cazzo, che puntata densa di perle di saggezza. L'abbiamo fatta apposta. Me le scrivevo nel mind dietro io. Dai. È stato bello, dai, questa forse esce. Questa la facciamo uscire, dai, ragazzi. Uscire. Io questa volta ci credo, speriamo. 10.000 like, facciamo uscire anche quella fantasma, così fate la raffronti e scoprite la bipolarità. Grande, grazie mille. Ciao ragazzi, alla prossima puntata del Silpod. Noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie mille ancora. Ciao a tutti. Basta. Basta.